Gli stand con l'esposizione del materiale in uso alle forze dell'ordine e all'esercito nel perimetro del piazzale del comando del 7° Reggimento Alpini di Belluno, colorato dai suoni, delle voci festanti dei bambini delle scuole primarie del capoluogo. Il 4 novembre è la festa dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. Belluno è stato uno dei 35 capoluoghi italiani scelti per le celebrazioni ufficiali. Caserma aperta sin dalle prime ore della mattina per quella tradizione oramai consolidata che rinsalda il legame fra chi indossa la divisa e i cittadini. Stiamo ricordando ancora una volta quello che è la nostra identità ed è anche questo momento in cui riusciamo più che in altri ad avvicinarci un po' alla comunità locale, a far partecipe la comunità locale di questi nostri eventi. Truppe schierate per la rassegna del prefetto Esposito e del comandante del 7° Fregona, preceduti dai labari, dai vessilli, delle associazioni combattentistiche d'arma, dal gonfalone della città di Belluno e dalla pluridecorata bandiera di guerra del reggimento. Nel suo messaggio il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha scritto: «Dobbiamo provare ad innescare una nuova stagione fondatrice di quell'Italia che vogliamo affidare alle prossime generazioni, alimentando una più feconda idea di identità e integrazione nazionale, favorendo così un processo ricostruttivo di unità e solidarietà, principi sui quali si fonda l'impegno delle forze armate». Stiamo terminando, abbiamo ancora un mese e mezzo di attività a Milano, stiamo concorrendo con le forze di polizia alla sicurezza di tutto l'ambito della regione Lombardia e Trentino Alto Adige, quasi 1000 uomini schierati, di cui 300 sono del 7° Alpini, che stanno ottenendo degli ottimi risultati. Durante la cerimonia, per iniziativa del Ministero della Difesa e del Dicastero dell'Istruzione, è stato consegnato alla preside dell'Istituto Tecnico Economico Calvi di Belluno il tricolore, un modo per rendere quanto più importante condiviso il messaggio e i valori espressi dal 4 novembre.